Noi aboliremo i vitalizi dal punto di vista, diciamo, retributivo, ma verranno ricalcolati dal punto di vista contributivo con un risparmio annuale di 8.400.000 euro per la Regione. E quindi un segnale molto forte su una tematica che interessa molto i cittadini e che i cittadini veneti vivono con profondo fastidio. Sì, noi taglieremo drasticamente sia l'indennità di base che quella di funzione per i consiglieri regionali, aboliremo il trattamento di fine rapporto a partire da quello del prossimo Presidente della Regione e faremo risparmiare ai cittadini veneti 59 milioni in 5 anni che riverseremo nei settori che per noi sono importanti come la sanità, il sociale, il sostegno al lavoro e alle imprese. Rimettiamo in discussione assolutamente quelli che ci sono già. Lei pensi che noi paghiamo ogni anno 11.200.000 euro per i vitalizi degli ex consiglieri regionali, una somma molto più alta rispetto a quanto ci costano i consiglieri regionali attuali. Quindi noi rimettiamo in discussione tutto e ricalcoliamo i vitalizi in base al sistema contributivo e non più a quello retributivo, come succede per i cittadini normali. Nomineremo un'autorità indipendente anticorruzione che avrà la funzione di risvoltare come calzini tutti gli appalti e le opere pubbliche in corso. Sarà il Consiglio regionale però a indicarlo e non più la Giunta regionale. Sì, oggi sono 98 le partecipate dirette e indirette della Regione, si sono trasformati dei poltronifici, delle strutture che invece dovrebbero lavorare per una strategia e per una programmazione regionale sulla parte infrastrutturale della finanza. Noi le ridurremo drasticamente costituendo due holding, una appunto finanziaria e una legata alle infrastrutture.